Confartigianato per l'ASP Daniele Moro. I servizi di assistenza fiscale CAF hanno consentito all'Ancos di Confartigianato Friuli Venezia Giulia, con il 5 per 1000, di acquisire un mezzo per il trasporto persone e disabili che, con ferma e generosa volontà, hanno deciso di donare all'ASP Daniele Moro di Codroipo. Il presidente dell'Ancos Friuli Venezia Giulia, Silvio Pagani, ci spiega le motivazioni, mentre il presidente dell'ASP Moro, Andrea D'Antoni, accoglie l'assegnazione del mezzo spiegando la destinazione d'uso. Durante la cerimonia di consegna hanno presentato i volontari dell'associazione Amici di Siorlello, che utilizzeranno il mezzo per i trasporti giornalmente, i responsabili Ancos, il direttore generale e i dirigenti dell'ASP, il sindaco di Lestizza Geremia Comboso, l'assessore Claudio Tomada, delegato dal sindaco di Codroipo Fabio Marchetti, il presidente dell'Ancos Friuli Venezia Giulia Silvio Pagani e il segretario Luciano Ermacora ad accompagnare il presidente di Confartigianato FVG Graziano Tiratti. Grazie al 5 per 1000 che l'Ancos ha la possibilità di sottoscrivere, essendo noi 6.000 e qualcosa associati all'ANAP, e perciò l'ANAP è un po' legato all'Ancos, e perciò abbiamo inteso, vedendo che la nostra possibilità di amministrarlo non c'è, abbiamo pensato all'Ente Moro, ritenendo un'associazione molto seria, perché la conosciamo. Io, tanto per capirci, sono di Lestizza, perciò faccio parte del distretto e faccio parte anche, tramite il CAPLA, che è un coordinamento artigiani, commercianti e coltivatori, e siamo spesso a Codroipo per discutere i problemi sanitari e assistenziali. Approfitto per ringraziare l'ANAP di Confartigianato e l'Ancos di Confartigianato, il presidente Pagani, che è qui a fianco a me, per aver scelto l'Ente Moro quale fruitore finale del furgone attrezzato per il trasporto di persone disabili, che loro hanno avuto grazie al 5 per 1000. È un pensiero che ritengo profondo, sentito. Noi ne abbiamo estremo bisogno. Non abbiamo mai mezzi a sufficienza per soddisfare, purtroppo, le continue richieste ed esigenze che ci sono sul territorio del Medio Friuli, di cui noi ci occupiamo e di cui noi abbiamo le deleghe. Grazie e spero che questo sia l'inizio di una lunga e proficua collaborazione. Per il Ponte News, Marco Mascioli.